È in corso l'iter da parte del comune per L'acquisizione. l'acquisizione, ecco, del fondo Zagonel. Fondo Zagonel che, insomma, per chi non lo conoscesse, rappresenta la biblioteca più fornita sulle opere, la figura di Lorenzo da Ponte. Ci può spiegare quanto tempo ci ha impiegato per mettere insieme questa biblioteca e un po' come è nata tutta l'idea di questa iniziativa? Ecco. L'idea dello studio su Da Ponte è iniziato da parte mia nel 1960, quando a 20 anni ho letto per la prima volta le memorie di Da Ponte su quella collana che si chiamava Labur Rizzoli, quei libretti grigi piccoli. E ho capito che al di là di quello che si diceva, questo personaggio, leggendo le memorie, era un personaggio notevole, uno che è stato a Vienna, a Londra, in America. E avevo solo 21 anni, ma avevo capito che questo personaggio era importantissimo e pochissimo valutato, anzi, a Vittorio non era neanche considerato. Poi, nella stessa collana era apparso anche qualche anno prima, nel 1956, a cura di Le Caldano, i 3 libretti per Mozart. Quindi praticamente questa collana che raccoglieva tutti i classici della letteratura avevano già raccolto anche come classico i 3 libretti di Da Ponte per Mozart, le Nozze di Figaro, Don Giovanni e così fan tutte. Io ho letto anche questi. Naturalmente a 21 anni non avevo capito esattamente il valore di queste opere, mentre le memorie mi hanno piaciute. E da quella volta ho detto, ma insomma, ho cercato di leggere quello poco che c'era in giro su Da Ponte. Poi a una certa età, qualche decennio dopo, ho cominciato a raccogliere materiale che riguardasse Da Ponte in senso lato, non solo Da Ponte, ma tutto l'intorno, cioè opere su Mozart, su Michele Colombo, su Pannanti, cioè su Giacomo Casanova, i personaggi che lui ha conosciuto, perché ha vissuto 90 anni e quindi la sua vita, che è passata da Venezia a Vienna, a Londra, negli Stati Uniti, è una vita che fino agli ultimi giorni ha prodotto sempre qualche cosa. E poi naturalmente in contatto con antiquari, a me i libri sono sempre piaciuti, quando ho potuto, verso i 30 anni che sono andato a contatto con gli antiquari, ha fatto in modo di poter avere da loro la possibilità che mi trovassero libri su Da Ponte, anche originali, quelli da lui stampati a New York, stampati soprattutto perché quelli stampati in Italia erano rarissimi. Poi ho trovato anche qualche opera di Da Ponte stampata a Gorizia e così, non andava tempo. Quindi la raccolta è frutto di 50 anni di ricerche che mi hanno permesso in questi 50 anni anche di scrivere le bibliografie dapontiane, le lettere di Da Ponte, una biografia illustrata su Da Ponte e vari articoli tramite questa biblioteca che oggi è frutto di ricerche da parte o di professori di università che vengono qua o anche di studenti che vengono mandati per fare delle tesi di laurea. Lei prima appunto nel descrivere questa sua volontà, questa sua iniziativa, ha specificato due aspetti. La prima che non si tratta di una speculazione finanziaria e la seconda la volontà e il desiderio che tutto rimanesse nella sua città e nella città di Da Ponte, ovvero Vittorio Veneto. Si può magari insomma evidenziare e spiegare bene insomma cosa intende con questi due concetti? Ma naturalmente mi sarebbe dispiaciuto che la mia biblioteca fosse andata dispersa e ci tenevo che rimanesse tutta unita e soprattutto ci tenevo che al di là che fosse piazzata in qualche biblioteca, diciamo, anche del Veneto, la mia volontà era che rimanesse a Vittorio, nella patria, nella città natale di Lorenzo da Ponte. Oggi con questo personaggio conosciuto in tutto il mondo, sappiamo che non c'è, soprattutto anche in America, viene continuamente richiamato e rivalutato per la sua opera di propagazione della letteratura italiana e dell'opera lirica, quindi a maggior ragione avevo pensato che sarebbe stato molto interessante che rimanesse a Vittorio questo nucleo unico di studi di biblioteca per studi da pontiani, che fosse l'inizio per
valorizzare Da Ponte per altri studi, insomma. E quindi anche una combinazione con Ca' Foscari per 5 anni, quando la mia biblioteca sarà del comune, fa parte di tutto questo, fa parte di tutto questo risvolto, insomma, che io avevo desiderato.